Ma me ci davano d'oro, ma stringiva sopra col senza parlare. Ma me ma bastava una parola e tutti i figli si assettevano a guardare. E non vecchio figlio, ma come lei la campagna tutti in volta da perdono senza colpire senza sé. La voce si alzava a provare i figli che dormivano a mangiare. Ma me ci guardava e ci parlava e un briscio dall'occhio ricordava la casa senza me mia triste sera potesse un castigo che ne do ma cinta cosa me se ne vola e come io cercare la presa sola. Ma me c'è lontana ma diciamo tutti i notti che sono nati da te. Ma me tutta vedi nella veste che roterde che tu vuoi che c'è. Sento tutti innamorati te. Tutta cosa ma va che io ma una cosa senza me non posso stare. A me c'è lontana ma diciamo tutti i notti che sono nati da te. A me tutta vedi nella veste che riverte del tuo male che c'è te. Sento tutti innamorati a te. Tutta cosa ma anche io ma una cosa senza me non posso stare. Ma me e buongiorno, 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 buongiorno Barletta, buongiorno amici miei, buongiorno agli amici del mattino, gli amici del mattino, gli amici del buongiorno, dove tutti i giorni ci troviamo per darci il buongiorno, per vedere le bellezze della nostra città. Dicevano i traini cacchiezza, papagnolo, Gustavi mustezza, una mustezza di frappolata, papagnolo portava un pezzato, papagnolo satta freddizza, i pigliavo nostro molezza, che somma era tutta nubizza, assattata o solo stupizza. Papagnolo, tunne, sotto all'erba dico tunne, sotto all'erba dico. Buongiorno amore, buongiorno Pasqualino, ciao amo. Che bello vedervi e sentirvi a tutti quanti voi, Giuseppe Pedico, Ichi, a Donato, a Isabella, a Nunzia, a Ruggero, a Francesco,
a Francesca Todisco, alla Vicky, alla Mariella, a Domenico, Giusy, buongiorno a tutti ragazzi, buongiornissimo. The match. Se mangiavo un pane o formaggio, raccontavo i fette della guerra, che difendono l'onore a sta terra, raccontavo la fame da guerra, veramente sparata in terra, da magone, da murta, muschetti, Ecco a voi come si vede che novembre è arrivato, che è fa molto, cioè non è più le giornate belle soleggiate, cioè è la tipica giornata di novembre questa qua, anche se poi fra un po' farà caldo sicuramente, ma prima mattina è novembre, vedete tutti con il cappuccetto perché c'è un po' di venticello fresco. Ma è anche giusto, sia ben chiaro, è anche giusto che deve fare un po' freddino, anche una bella pioggerellina ci voleva, una bella pioggerellina, una bella pioggerellina, ci vuole. Ragazzi, oggi è 5 novembre, mamma mia come sta passando il tempo. Buongiorno. Un giorno senza un sorriso è un giorno perso, lo diceva il grande Charlie Chaplin. Buongiorno Domenico Colucci. Buongiorno a Gina La Notte, buongiorno a Paolo. Ragazzi, buongiornissimo, statemi bene, stiamoci bene, abbracciamoci, ridiamo, scherziamo, perché c'è sempre la gentaglia. Ieri c'è andato a fare un servizio a dir poco vomitevole, per quanto riguarda, anche perché ieri un mio amico mi ha contattato dicendomi: Lello, quando fai quei servizi mettiti la maschera, perché quelle polveri sono velenose, sono veramente mortali, e a volte noi siamo incoscienti a fare questi servizi senza prendere le precauzioni, giustamente, e ringrazio amico. E niente, questo ieri mi sono rivisto il consiglio comunale di Barletta. Ragazzi, noi non stiamo a Ruvanetta, non stiamo a Guaiet, ma non a Ruvanetta, a Guaiet. C'è la maggioranza che mi ha cacciato il sindaco perché non ha avuto i suoi interessi, ma gli interessi per la nostra città, per Barletta, voi la fate, ma non vi vergognate. A dir poco vergognoso questo passaggio di consiglio comunale. Io neanche vi invito di vederlo perché, ma credetemi, cioè, questi politici pensano solo ai cazzi loro, basta, non pensano all'amore della città, quella è la verità, non pensano ad altro che ai propri interessi, ed è vergognosa questa cosa, ma proprio vergognosa, lo posso dire ad alta voce, è vergognosa, cioè non lo so, veramente, non si parla ad altro, tu dai le cose a me, io la contentino a te, tu mi dai contento a me perché quello sì e a me no, cioè, ma da giusto paese, poche persone hanno parlato. E mi piacque il dottor Lo Sapio, che io non conosco di vista, non ho niente a che fare a livello di, cioè, lo conosco come persona, anzi la figlia è la mia dottoressa, che saluto, Laura. Mi è piaciuto, ho detto: oh, ragazzi, ma vi rendete conto che, cioè, questi toni, queste cose neanche al mercato del pesce li usano, ed è vero, è vergognoso. Il sole coceva e fin quello cantava.
questa area pedonale la devono togliere al più presto, perché è veramente vergognoso che si formano tantissime file di macchine e l'aria diventa irrespirabile. Come dicevano tante persone, dicevano di farla, ma farla bene la zona pedonale, ma farla al momento giusto. Beh ragazzi, io con questo vi saluto e vi auguro un gran bel martedì. Oggi tutti a fare il tifo all'Inter e al Napoli che possono qualificarsi. Forza Inter! Buona giornata a tutti. Che cazzo che hai detto?